Si timbrano le schede, si applicano gli adesivi, si chiudono gli scatoloni. Ultime ore di lavoro ai seggi prima dell'apertura delle urne per le elezioni politiche. Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Sono oltre 4.170.000 i veneti chiamati alle urne per eleggere, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, 32 deputati e 16 senatori. Oltre 25.000 i diciottenni che per la prima volta potranno votare, oltre che per la Camera, anche per il Senato. 12 deputati vengono eletti nei collegi uninominali, 5 nella circoscrizione Veneto 1 che comprende le province di Venezia, Treviso, Belluno, 7 nella circoscrizione Veneto 2, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, 20 gli eletti nei collegi plurinominali, 8 in Veneto 1, 12 in Veneto 2. In Senato il Veneto sarà rappresentato da 16 senatori, 5 eletti nei collegi uninominali, 11 nei plurinominali. La provincia di Treviso è, assieme a Belluno nell'uninominale, a Belluno, Rovigo e Venezia nel plurinominale. Nella Marca sono oltre 669.000 gli elettori chiamati alle urne, 327.000 uomini, 341 donne, oltre 63.000 quelli residenti nel solo comune di Treviso. Il meccanismo di voto è lo stesso per la Camera, scheda rosa, e per il Senato, scheda gialla. Si può tracciare un solo segno sul nome del candidato uninominale e così il voto si estende anche ai collegi plurinominali. Se si vota sul simbolo del partito, il voto vale anche per il candidato uninominale. Non è consentito il voto disgiunto, cioè votare per candidati o liste non apparentati tra loro. Per poter votare è necessario portare il documento d'identità e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o esaurita ne può chiedere una nuova agli uffici del municipio che saranno aperti per l'intera giornata di domenica. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi. Si parte con il Senato, successivamente si passa alla Camera.